Mo cacchi da morta. Io sputassi in faccia a uno. Prima è Garcia. O primo sputo è per Garcia. Mo mamma. Te lo giuro, è clamoroso. Questo è un allenatore di merda, aiù. Questo è un allenatore di merda. Questo è un allenatore di merda. Cosa ha detto venerdì in conferenza stampa? Non avete visto ancora il mio Napoli. Mocca mamma, che la puttana è mamma, che la puttana è mamma, è una cosa clamorosa, cioè, io veramente, ma tu stavi giocando tanto bello con il pressing ultra offensivo, gioco veloce, no, dobbiamo ritornare a subire per poi fare le ripartenze. Una volta, cacchi da morto, una volta, cioè, è una cosa, io veramente non ho parole, ma guarda, qui c'è da fare solo gli applausi alla Fiorentina. A Italiano, qui bisogna fare solo gli applausi a Italiano, a Vincenzo Italiano bisogna fargli gli applausi. E io l'anno scorso quando Spalletti andò via, cosa cazzo vi dissi? Prendiamo Italiano, vai a Firenze, offrigli bei soldi a Italiano, che Italiano sa far giocare la squadra. E tu guarda stasera che ti ha fatto Italiano in mezzo a campo, non l'ha fatto capire un cazzo. Cioè, io veramente non ho parole, quegli altri che sbagliano in gol a porta vuota, ma pure la Fiorentina che ha sbagliato i gol, ma non me ne fottono. Cioè, questi meno male che giovedì hanno giocato in conference, meno male. Cioè, è una cosa allucinante. Cioè, squadra sfilacciata, squadra che va alla cazzo di cane, uno per quell'altro. Cioè, vai con il 3-1, vai, eccolo, Nico, 3-1, 3-1, 3-1. 3-1, 3-1. Ah, ragazzi, quando lo dovete cacciare, stasera lo dovete cacciare, stasera lo dovete cacciare, a questo figlio di puttana lo dovete cacciare, se ne deve andare da Napoli, se ne deve andare via da Napoli, è finito, è finito il tempo, basta, se ne dai, se ne deve andare, si deve levare dal cazzo, questo mezzo allenatore si deve levare dai coglioni, questo mezzo allenatore si deve levare dai coglioni. Si deve levare dai coglioni, ma io poi Meret, io tutto bene che posso avere a Meret, ma il primo gol della Fiorentina è una papera clamorosa di Meret, è una papera clamorosa. Cioè, tutti gli anni dobbiamo subire questo, noi tutti gli anni dobbiamo subire questo, è una cosa allucinante. È una cosa allucinante, con questo merda di presidente. Voglio vedere chi lo difende ancora, questo merda di presidente. Quest'altro stai perdendo, cioè fai il cambio, io mette Simeone, gioca con 2 punte, mocca chi da morto. Che schifo, ma vi dovete prendere tanti di quei fischi che non dovete uscire dallo stadio stasera, Prendete a Garcia questa sera e buttatelo nello stecchio dell'immondizia, è clamoroso veramente, ma uccidetevi tutto quanto, vada a Ciro, vi dovete uccidere e basta, un mezzo allenatore, uccidetevi tutti, a Cirito, mi fate schifo.